Buone domeniche, che l'amor, la pace e la fede tal Signore entri in te vostre chiese, tal vostri cur e che resti. Il Vangelo è quel di Luca. In che volte sono arrivato un po' di loro a contare a Gesù il caso di quei Galileos che Pilato aveva fatto copare, intanto che loro erano in daura a fare i loro sacrifici al Tempio. Gesù disse: Crodeso che quei Galileos lì e veden vot che il distingue lì perché erano più peccatori di tutti gli altri Galileos. Us dice che non è così, ma se non si convertì, so fazeres tutti che stesse fin. E che dice vot che sono morti sfraccaiati so dettorate di Siloe, crodeso che se din stas più in debito di tutte che attrain di Gerusalemme. Us dice io che non è vero, ma se non si convertires o fazares tutti che stesse fin. Poi urdis queste parabole. Un uomo aveva plantato un fiare in tal suo vignale e all'elata chiappa sui fix, ma non da chiattas. Allora gli ha detto al contadino: sono 3 anni che io vengo lì a cercare fix un che sfiare e non chiatti nessuno. Tailu, per se hai al di occupare il terreno di Bant. Ma il contadino rispose: Paron, lascialo anche mo che stan, o vuoi sapere a tor ben a tor di queste piante e buttai anche le dan. Postai che l'ancal ven al fasi fix, se no tu lo fasarai staia. Allora, il Vangelo di Vuel è una scuola per di proviodi c'è che potrà succedere in base ai fatti che succedono, perché noi siamo preoccupati delle previsioni del team, c'è molto calva. Qualcuno è preoccupato dall'andamento delle borse. Chi ho vinto la scuola, in base ai fatti che succedono, di lei io deciderò di capire per via di c'è che ho vinto di fare per prepararsi alla vigna. Allora i conti che Pilato ha coppato, che stavano facendo i sacrifici al Tempio, miscliccianti il loro sangue con quel des vittimis. E lui ha detto: crodeso che Galileo se vede in vot che il distin perché erano più peccatori. Loro si spietavano forse una risposta politica, c'è carogne che il Pilato, e si era da lì. No, lui ha dato una risposta religiosa. Voi altri ha detto: crodeis che il mal che succede vite è la punizione che Dio dà a quel che l'ha fatto pecchiare. E allora crodeso che lì perché vede in vot che il brutto destino lì e se non sta più peccatori di che altri, no, non è così. Se non si convertisse, farebbe tutti la stessa fine. Proviamo a spiegare in qualche forma. Il Dio che loro hanno tagliato è il Dio vendicativo. È il Dio che se tutti comporti bene ti premi e se tutti comporti male ti castie. A lei il Dio, dal Vecchio Testamento, che in pratica giustifica la violenza contro il peccatore. Di modo che esiste la tristeria dal triste e la tristeria dal buon per correggere il triste, che ha letto che i cinesi americani di continuo e vengono esaltate queste violenze positive. È come se è la guerra e la via. A lei la stessa affare con gli europei che forniscono armi per viodi di fare fronte al triste e in che forme. Ecco, chi a lui già vai proprio questa giustificazione ci rude fin lassù, fin là di Dio, alla violenza contro il triste. No, non è così. Convertirsi, che mal non succede per via che loro hanno fatto dei pecchiati, ma succede per tristerie di Pilato. È il mal che viene dai oms. E è il mal che non sto a te vite, che viene dai oms. Però al tirare fuori un altro caso, dal mal che succede perché di sì, perché sarà stato un terremoto e veniva la torata di Sirio e un coppe di Zevot. Chi non c'entra in oms? Il mal al fas parte de vite. Allora, di fronte dal mal che fa parte de vite, non potete dare la causa a Dio un'altra volta, al di sovesi di convertirsi invece te. Tanto di domandarsi, io mi diano questo mal che mi tocchi,
c'è di cambiare in te mie vite, davanti a situazioni difficili, c'è di imparare, di crescere, perché se non facessi così, di sfruttarlo al positivo, il male al dis, se non si convertisse, o morires, che vuol dire, se no tu senti sclicciato dal male, e di che altre bande tu ti avvelissi. Insomma, tu hai una vita morte di partire in davanti, se tu sei vittime dal male. Allora, in pratica, chi ovin il Signore che nos insegna come comportarsi davanti al male che nos ven des personis e dal male che nos ven de vite. Certo, che quando riceviamo il male des personis è un male che dura di più, perché il male lì può dare noi essi. Ma in ogni caso, picchiarsi intorno di lui e non rispondi al mal col mal, mi raccomandi, perché allora tu diventi triste come quel che tu dici che sta triste con te. Di che altre bande il mal che viene perché di sì, perché la divini, al pues fatti crescite vite e fatti capire tanti robis e soprattutto fa capire che hanno il stesso mal che tu hai tu. Allora, chi ho vinto? Bellissime la parabola. Chi è il Dio del Vecchio Testamento? È il paron dal fiar. A sono 3 anni che ci rifisso che sfiare non c'è. Tailu. Ecco, che il calciastie, insomma, no? A me mi pare che mettinca se il pari eterno che lo ha mandato, perché chi è il Cristo, no? Nuovo Dio, quel che si rivela a noi. Allora, chi hai di stailu, in 3 anni, che tu hai fatto con gli appuesti, tu vedi che non tu hai ricordato noi e non hanno capito noi. Ma dai, ti ha su, ciù se vergogna se torni a casa, che non tu combini noi e tailu. No, al dis lui, bellissimo. No, lascialo anche mo. E chi viene la rivelazione dal nuovo Dio? Quel de misericordia, quel de pazienza, quel che non mole mai di vole ben, quel che rivela proprio te Cristo. O fasarei di tutto, ecco perché arbol che o cirerai di bagnalo, di buttare dan sulle slidris, insomma, o cirerai tutte le forme possibili e immaginabili perché al produci frutti positivi, pomis buonis. Poi stai che l'anche venga al fase fissa, se no, attenzione, se no tu lo fasaras taia, ma io non lo tai, al dice lui. Hai la pazienza infinita di Dio che chi. E io spero che il Signore assedia all'opera, chi mi ha fatto i colori dalla bandiera ucraina. Ecco, spero che assedia all'opera, proprio te, con la sua pazienza di fanarsi tante persone che cercano la pace, anche là, perché lui non mole, la sua pazienza con noi è infinita. E allora come ho preso? Dal nome al Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, c'è tanto buon che tu sei. Tu hai tante pazienze, perché tu non vuoi ben col cuore, non con la manaria in mano come il Dio del Vecchio Testamento. Tu, che tu hai gusto così in contento, tu patisci savio di nos così si fasin mal di besoi, e tu resti d'ogni di noi a condividere i fatti che nos tocchi per aiutarnos a vivere. Stan che noi o imparino a vivere non con sapere tanti robis, ma con la esperienza, tutto non si usa lei c'è che non stocchia per arrivare a sapere c'è che di cambiare e di imparare per essere contenti. Certi fanno capire che se no non si lascia aiutare, tu non ti arrivi a fare nulla di noi con noi. E dopo non si contenti né noi né tu. Amen. Allora, per ognuno di noi esiste un Vangelo personalizzato che nos viene detto e dato mediante i fatti che nos tocchi. O vindi ciri di viodi, c'è che o imparin, c'è che o vindi cresci in base a ciò che nos tocchi. Di modo che noi o dopreng il mal de vite, non si sclavi, vittime dal mal, ma col suo aiuto,
o lo trasformi in ben. La morte e la resurrezione, vivute le nostre vite insieme con Lui. Buone domeniche e mandi.